Oh, brutto, 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 brutto. No, è andata proprio lunga. Mi stai venendo addosso, stronzo! No! No, no, a posto? Ho portato anche mamma Pezzi. Della marcia. Perché portiamo l'acqua e portiamo. Ragazzoli, oggi siamo in pista qua da Motart. Ho portato un po' di persone, adesso mettiamo il casco e iniziamo a cazzeggiare. Ed eccole qua che ci aspettano, ragazzi. Siamo una trentina di noi, 5 ragazzi già stanno facendo il corso. Poi saremo un'ora in questo pistino tecnico a divertirci per bene. Ho portato anche mamma Pezzi. Saluta! Salve, va, che eleganza! Padra! Gireranno anche un po' di ragazze. Carlottina ha fatto un gruppetto tipo 11-12 ragazze. Fanno sempre tardi perché si devono preparare. Se vi preparate dovete andare in pista. Vinco la prova del fuoco. Poi c'è Emanuele che è la sua prima esperienza. Saluta, dai, saluta. No! Vabbè, io c'ho la cosa automatica. Non è la frizione. Non ho la frizione, vabbè, non ho la frizione. La mia è veramente piccola rispetto a quelle. Ma questa se metto la prima non cammina, quindi Non parte. senza che accelero non parte. No, no, no. Che ora devo fare il corso. Attento, Madonna santissima. Capita. Quando entri senza testa, ecco cosa succede. Ragazzi, quindi usate la testa. Già, loro sono i più fomentati che avrete oggi. Adesso cerchiamo di capirci qualcosa. Quello che si fa qui dentro è la pura tecnica. Iniziamo con il capire come funziona questo pistino, quindi conosciamolo. Questa curva è un po' più tecnica perché dobbiamo cercare di tagliarla quanto più possibile. Poi qui si esce veloce e qua si gira di qua. Ok. Too easy, dude. Entra marcia. Ah, ma devo chiudere il gas, non è come il cambio elettronico. Volevi! Vale, la parabina. Ah? Ma fatto! Ma fatto! Bastardo. Come vuoi partire? No, a me io parto ultimo, vai. Oh, guardalo che stronzo! Fuck this shit, man. Siete pronti, sì? Siete pronti voi a girare, sì? Oh, l'hai grattato! Ragazzi, guardate Emanuele, la prima volta in moto. Vedete perché vi dico fate un corso in pista? Vai mamma! Allora, ma adesso accendila, tira tutta la frizione, accelera tutto e lascia la frizione di scatto, così fai. Guardala. Bravissima, vai! Io esco e vado a cazzeggiare un po' con i ragazzi adesso. Io parto ultimo! Levati lento! Sabato mi stai venendo addosso! Anthony! Andiamo a prendere gli altri ragazzi! E meno male che ero quello lento, eh! Andiamo a prendere Alessio! Vai, guarda come mi stringe! Guardalo! Troppo lungo! Mi butto dentro! Ti ho fatto! Sono pura velocità! Tantissimo! Sei lento, così perdi tempo! Che salvataggio e si riparte e va a prendere Alessio e qua ci riesce, eccolo perché lui va lungo, no? Mi stringe ma si butta dentro. Buonasera. Oh, wow, che cazzo hai combinato? A posto? Ti hai fatto male tu? Ah basta, tu stai bene. Later. Io parto ultimo. Tu c'è la frizione, basta. Il tempo che prendiamo percorrenza ti recupero là. Traversino di Valentino. Venga a prenderti, Vittorio. Guardalo, guarda. Lui con la frizione va via, sto stronzetto. No, l'ho perso. Levati, oh! Dai, gesso, motore, vaffanculo! E le staccate ti faccio, stronzo! Vale! E dovevo andare a così! Mi ha fatto cazzo!
Sono caduto dietro di te. Sono caduto dietro di te. Hai recuperato tutti quanti. No, ma lui se ne andava solo perché lui c'ha la frizione. Hai visto ogni volta che qua staccava e se ne andava. Ragazzi, 10 minuti di riposo e gara 2. Vai, parto ancora una volta ultimo per scelta personale. La squaglio questa volta. Ciao Ale! Vai che ti riprendo, vai che ti riprendo! Guardalo qua come se ne va! Attento! Oh, pure io! Guardalo come se ne va sto stronzo che sfriziona! Mi sono sfondato un ginocchio! Non sei caduto, ma pure! Io poi ti faccio vedere dopo dal video. Com'è andata? Una favola! Vedete come penno? Vai, Io da chi ho preso secondo te? deve fare male. Mi mette la marcia. Io non ce la faccio. Esperienza grandiosa, bellissima da provare, ragazzi, provate tutte le esperienze possibili e immaginate, ma questa non ve la perdete. Rosy che sta morendo. No, tutto a posto, divertente svelare Fiorella, vero sul rettilineo. Solo nel rettilineo. In curva non ci è riuscita, l'ho superata io in curva. Oh! Ragazzi, solo per dirlo, adesso l'abbiamo scoperto. Questa è 88, 22 secondi, 125 con frizione e marce. No, è andata proprio lunga. Madonna santissima! Il casco ce l'hai attaccato bene. Ragazzi, tutto ciò, mamma ieri è andata a un raduno della Polizia di Stato. Io una volta sono stato cacciato da un raduno della Polizia di Stato. Se volete vi racconto com'è andata in un video dedicato. No, serio, ho fatto una figura di merda. Vi state divertendo? Io sto già mettendo tutte le ginocchia a terra, sto parlando con È un'esperienza da fare. Secondo te, ma adesso per strada questa cosa quanto ti può aiutare? anche troppo. Il padre adesso è anche ancora più contento. Complimenti per la moto che gli avete comprato. Tu portagli i risultati, che non è da poco, è quello che fa papà per te. Vabbè, quello è la prima cosa, perché ci vogliono. Però è da apprezzare quando un padre fa determinati sacrifici, perché sono sacrifici quelli. Questa amo per fare i circoli, è bella questa, guarda. No, God! Voglio fare 2 circoli. E si parte, ragazzi. Aggressivo, lo sto attaccato dietro. Stavo per scivolare. Ce l'ho dietro attaccato. Sento la pressione, ma qua mi distanzio io. Anche se c'ho l'88 in quarto al limitatore. Oh, la staccatona. Ma quanto sto girando bene. Cazzo, brutto. Si riparte! L'88 di Valentino! La butta giù così! No! Vai, ti è partita sotto, ci sta! Io sto cedendo! Sto veramente al leader! Ho dato veramente tanto! Diffidente prima! Io pensavo che torniamo a Napoli con pianto. Hai visto? Invece si è divertita, vuole venire anche lei la prossima volta. Mio figlio Gennaro e Maria piccola. Hai visto? Tu sei pronta per venire? Oh! No! Devo sudarmela questa vittoria, guarda dove sta! Ti vengo a prendere! Vai, ha acchiappato anche lui l'ingordo! L'ingorgo! Non lo fate passare! No! Non mi fate rallentare! Stavolta ti parto a fianco, perché sennò non c'è sfida con te. Ragazzi, adesso ci faremo male, già lo so. Devo staccarlo solo qua. Solo così posso vincere. Guardalo! Lui è più veloce. Sto lottando per non farmi superare, ragazzi. No, la stavo perdendo. Quanto sto sudando, sto morendo. Ce l'ha fatta. Ora o me lo faccio qua o non me lo faccio più. Oh, quanto ci infiliamo.
Gli entra dentro. Se lui non rallenta gli entra dentro. Bellissimo, mi sta portando col posteriore, mi stava portando l'anteriore. Guardate come se ne va qua. Io devo stare tutto a cannone e devo staccare tardi qua, sporchissimo. No! Ma lo posso recuperare se entro così pulito? No! Ho perso, ragazzi. Ma come faccio? Non ho motore, a differenza tua. Oh. No. Bella, fra. Mi sono gasato tantissimo. Quello che non abbiamo potuto fare a Napoli lo abbiamo fatti qua. Ci siamo divertiti veramente tantissimo. Al limite lì, Sì, non so se sentivi il mio motore. Ragazzi, che figata. E il bello è che non è finito qui, perché adesso andiamo a girare con le ovale. Oggi diremo un'altra ora con le pizze. Perché adesso hai perso la gara. Io non mi fermo mai. Non mi fermo mai lo stesso. Later. Va bene. Non accelera così, ti brucio dopo non tira il moto. Dopo non accelera più, poi tu dici che non va bene. Capito? Ho fatto una stronzata, non fa niente. Cazzo, è vicino. Stacca tardi, Valentino. La butta dentro, cazzo, controlla col freno di dietro, vai. Non la frenare, Valentino. Non la frena, Valentino. Tutta full gas la puoi fare questa pista, veramente però, a pochissime staccate. Questa è una delle tante che devo cercare di allungare quanto più possibile, perché lui è cattivo, mi sta recuperando sempre di più. In qualche curva qua veloce riesco a vedere un po' di velocità, di distanza. Bastardo, è dietro. Sfrutta la scia, guardalo. Io stacco più tardi però, sono cattivo, entro sporco. No, per guardare destra va andando lungo. No! Si fanno errori quando si è stanchi. Portiamo a casa il risultato. Anche qua devo staccare tanto lontano, quanto più possibile. Eccolo a fianco. Lui stacca tardi, cioè stacca prima. Io sto anche bloccando in tutto questo, ce l'ho alle calcagne proprio. Fatto un errore, cazzo, fatto un errore. Stacco più tardi, mi stacco addosso, stacco e mi butto interno. Ti stringo interno e ti faccio esterno adesso. Guardalo, lo riprendo, ragazzi. Che bello quando vi incanellate così. Oh! Si butta dentro! Non ci credo! Il sorpasso! Esce! Wow! Guarda là, c'ho tutti i moscerini negli occhi, Fra, per stare al tuo passo, guarda quanti moscerini c'ho negli occhi. Non mi sono fermato un secondo, c'ho gli occhi belli, però ci siamo divertiti tantissimo. Primo io con il giro migliore 1,23. Voglio, mi vado a cambiare. Wow, un grande mecca adesso. Stavo ancora riprendendo. Bene, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao.